Insieme a noi ci sono anche i due vostri rappresentanti del SIOT e del Dettori. Allora darei subito la parola. Allora, tradizione, valori, feste, saluti cordiali, esiste tutto questo, secondo voi? Si vede? Vi do il microfono. Allora, dunque, secondo me tutto questo esiste, però il problema è che il giovane sardo, perlomeno il sardo che abita in una determinata zona della Sardegna, tutto questo non riesce a comprenderlo. Il sardo, per riuscire a rendersi conto della sua dignità di sardo, per andarne orgoglioso, deve esserne messo a conoscenza da parte di qualcun altro che riesce ad apprezzare quelle che sono le sue origini. Ecco perché penso che in molti di voi probabilmente il discorso che hanno fatto Alessandro e Davide ha suscitato un minimo perlomeno di stupore del fatto che qualcuno che appartiene a una cultura globale, una cultura metropolitana decisamente molto più aperta, molto più ricettiva, decisamente più a contatto con l'estero, insomma, con il resto d'Europa, della cultura sarda, delle persone che appunto hanno una tale apertura di orizzonti possano richiudersi in un certo senso in un orizzonte così limitato, perlomeno così come pensiamo noi, che è quello sardo. Ed è appunto questa la cosa che più mi ha colpito sinceramente delle loro posizioni, del loro discorso, perché ecco, il sardo non riesce mai a rendersi conto dell'importanza che le sue tradizioni, che la sua cultura rivestono. E questo perché? Perché in un certo senso si è sempre sentito inferiore, si è sempre sentito criminalizzato rispetto al resto d'Italia. E in ogni caso non è riuscito perlomeno parlo della zona di Cagliari, che in un certo senso si trova a metà tra globale e locale, cioè non ha delle tradizioni proprie come potrebbe avere un giovane barbaricino e non è così globale come potrebbero essere appunto dei giovani milanesi. Ed è dunque questa la cosa che su cui più si dovrebbe battere, ed è questo anche credo il fine del libro che il professor Bandino ha scritto, cioè riuscire a abbandonare, ritenendole, come ha detto non ritenendole appunto indegne di qualsiasi attenzione o grezze, come ha detto. Cioè, la nostra cultura è una cultura molto molto importante perché il sardo in ogni caso è riuscito col passare dei secoli a mantenersi in un certo senso quasi immutato, cioè la sua tradizione, la sua cultura, la sua lingua non sono mai variate notevolmente, non si sono mai fatte trascinare, possiamo dire, dai colonizzatori. E comunque da notare una cosa, questo è molto importante soprattutto in relazione al fatto che la Sardegna è sempre stata una terra che è stata colonizzata, cioè non ha mai avuto una propria autonomia, una propria libertà. E quindi i giovani sardi dovrebbero riuscire a fare proprie tutte queste tradizioni, soprattutto riuscendo a intersecare una tradizione locale e formando quindi una tradizione globale, riuscire a intersecarle tra loro, riuscire in un certo senso a filtrare quelli che sono gli input che gli vengono da una tradizione globale e inserirli nella tradizione locale cercando di migliorarsi e non di richiudersi su se stessi, convinti di non essere apprezzati dal resto d'Italia o dal resto d'Europa. È questo che penso dovrebbe essere il motivo principale perlomeno di riflessione, cioè il sardo deve riuscire ad avere una propria autonomia, deve riuscire a essere orgoglioso di sé,
pur contrapponendosi, in un certo senso confrontandosi con la cultura globale, con la cultura metropolitana, che non deve trascinarlo via dalla sua sardità, e non deve fargli perdere la sua identità, perché è locale in un certo senso, è proprio identità, perché come ci hanno spiegato Alessandro e Davide, loro si sono ritrovati in un mondo globale, in un mondo metropolitano, in un mondo cosmopolita, che appunto non gli dava niente a livello di contenuti, a livello di personalità, insomma non riusciva a formarli, non riusciva a dargli quell'input, quella grande... non riusciva a formarli, quindi a dargli quei contenuti che per un giovane sono la cosa più importante. Un giovane infatti non si è ancora formato, cioè si trova in uno stadio intermedio e appunto deve riuscire a trovare qualcosa in cui credere, qualcosa di cui può fidarsi, qualcosa che gli rimarrà comunque. E questo può essere l'esempio della lingua, può essere l'esempio della cultura sarda, che in un certo senso rimane comunque penalizzata dagli stessi sardi.